La zona si trova ai margini settentrionali della città e inizialmente, almeno in fase alto medievale, questa zona era campagna. Si comincia intorno al 1300 con la costruzione della prima fortificazione, quindi ad opera dei Veronesi, intorno alla metà del 1300. Infatti alle mie spalle si può notare una torre quadrata o pentagonale, proprio testimonianza degli Scaligeri. Poi però arrivano i veneziani dopo la dedizione di Vicenza nel 1404 e quindi con lo sviluppo delle nuove armi da fuoco, le necessità di costruzioni più grandi, si sviluppano delle forme circolari per resistere meglio alle cannonate sostanzialmente. Quindi nasce proprio questo sistema fortilizio. Come potete vedere alle mie spalle è aperta perché giustamente non serviva difendersi anche all'interno, e quindi proprio questa forma tipica della torre si presta a tantissime attività. Sulla parte frontale si possono vedere diversi stemmi e quello più in alto è il leone della Repubblica di San Marco, poi sotto quello del comune di Vicenza e di altre famiglie gentilizie dell'epoca che sponsorizzarono la costruzione della torre. La torre è molto spessa e quindi testimonia anche le capacità che all'epoca c'erano di costruire e di far rimanere nel tempo.